Il giorno prima il prelievo era stato bocciato, ieri la seduta è saltata per mancanza del numero legale, non c'è fretta, ma forse manca anche la volontà politica di affrontare il caso sulla possibile mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Firetto. Che manchi la volontà politica? Sinceramente non lo so, perché all'incirca 15 giorni fa il Consiglio Comunale, o per meglio dire le forze di opposizione presenti in Consiglio Comunale, avevano presentato un atto in Consiglio Comunale dove chiedevamo di affrontare in maniera seria e concreta in aula Sollano, organo stabilito dalla democrazia per discutere queste cose, la situazione politica amministrativa che si stava vivendo in città in relazione alle vicende che un po' tutti sappiamo, vede il disastro della differenziata, vede la questione Corte dei Conti che sembrerebbe aleggiare alle spalle di qualcuno. Detto questo, qualcuno in quella seduta non ha voluto firmare questo atto e mi riferisco alla consigliera grillina Marcella Carlisi, che poi all'indomani ha pensato bene insieme al consigliere Borsellino di presentare una mozione di sfiducia al sindaco. Bene, la sfiducia al sindaco, la consigliera Carlisi ha fatto una cosa straordinaria e la condivido nel pieno della sua totalità. Ma detto questo, una mozione di sfiducia, signori miei, è una cosa seria. Non è che ci alziamo la mattina e stabiliamo che dobbiamo fare la mozione di sfiducia al sindaco e poi pretendiamo che qualcuno, venga a firmare. Bene, la mozione di sfiducia al sindaco la dobbiamo fare, ma la dobbiamo fare secondo delle situazioni e delle discussioni concrete. Però attenzione, apro un'altra questione e preannuncio anche alla città che a giorni presenterò io una mozione di sfiducia politica, ma non al sindaco, a uno, a due, a tre assessori della Giunta Firetto, perché anche qui vogliamo capire che cosa hanno fatto alcuni assessori della Giunta Firetto, che oserei definire forme ectoplasmatiche, non si vedono, non si sa che fanno. A chi si riferisce? Non faccio nomi in questo momento, lo lascio, a questa, lascio un punto interrogativo su questo perché forse c'è pure l'imbarazzo della scelta a cui riferirmi. Forse però quello che emerge è un cartello formato dalle opposizioni un po' disorientate anche dal fatto che paradossalmente siete diventate maggioranza, però non trovate un momento di sintesi. Ma veda, il momento di sintesi non si può trovare se, la mattina ci alziamo e pensiamo di fare qualcosa di testa nostra. Io credo che la politica sia mediazione, credo che la politica sia confronto, credo che la politica sia concordato, compromesso a volte. Ecco, forse sta venendo meno un pochettino lo spirito di quello che deve essere la politica, che sia maggioranza o che sia opposizione. Forse era meglio mettere una firma su quella mozione per iniziare la discussione in Consiglio Comunale. Non stiamo qui dicendo nessuno che abbiamo il miglior sindaco del mondo, anzi, dobbiamo stabilire e veramente mettere in risalto il fallimento totale di un'amministrazione comunale.